Sì. Ha preso paura? Tanta, e sto ancora prendendo paura. A me è così, sono ancora qua, sono schifata e basta. Una traiettoria impazzita, una strage sfiorata. Erminio Fagherazzi si trovava in casa quando un'autobotte gli è piombata in giardino in via Barca tra Susegana e Colfosco. Poco dopo l'ora di pranzo. L'anziano è ancora scosso ma consapevole della tragedia scampata non solo per lui ma anche per l'autista alla guida del mezzo. Sì, ho visto uscire proprio, ho da dire che sono contento di averlo visto. Perché l'ho salutato e bravo che sei ancora qua. A tirare un sospiro di sollievo c'è pure il signor Fabrizio, figlio di Erminio e residente in casa con altri familiari, subito accorsi dopo la notizia dello schianto. Da parte nostra feriti non ce ne sono, buona parte eravamo già al lavoro, eravamo fuori, quindi siamo tornati una volta che i vicini di casa ci hanno avvisato dell'accaduto proprio in tempo reale. Sembrava il terremoto, hanno raccontato altri residenti. Di certo il botto è stato potentissimo e avvertito a centinaia di metri di distanza. Resta da capire il perché di questa fuoriuscita, se un malore o una distrazione. Con operatori del SUEM e vigili del fuoco sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale del Coneglianese. Trasportava vino e ancora quasi tutta la parte del carico è uscita, si è sversata appunto nel piazzale e diciamo attorno al giardino di casa. Diciamo, e quindi è rimasto ben poco dentro, all'interno. 15 centimetri di vino che correva davanti alla cucina. Chissà quanti togli che le da fuori. 15 centimetri che tanti. Tutte e due le bocchette erano aperte, tutte e due, tutte che correva fuori. 15.000 i litri di vino alla fine dispersi e circa 200 i litri di gasolio. Anche per questo è intervenuta l'ARPAV a raggiungere via Barca, inoltre, una ditta specializzata per la rimozione delle autobotte. Dettagli dopo la grande paura. Alla fine, guarda, l'importante è star bene, tutti quanti. Il resto si ripara.